ancora una volta abbiamo la rivolta delle imprese venete che lanciano un nuovo duro monito alla politica romana, in questi giorni affaccendata a scambiarsi cariche e poltrone. Saranno 8.000 gli imprenditori veneti che marceranno su Roma martedì prossimo per reclamare interventi immediati a sostegno delle piccole e medie imprese. Bisogna che cessi la burocrazia che sta opprimendo le imprese e soprattutto mette nelle condizioni di avere difficoltà di occupazione, che le tasse diventino quelle che sono nelle medie europee, che i costi delle energie rientrino, ma soprattutto la libertà di impresa che oggi non c'è. Non ci interessa quale premier ci troveremo di fronte, spiegano gli imprenditori. Per noi Letta, Renzi o chiunque altro non fa differenza. Noi ci rivolgiamo al Parlamento, ci rivolgiamo al governo che ci sarà oggi e a quello che ci sarà domani. Per noi non cambia chi lo guidi o chi siano i ministri. L'importante è che rispondino alle esigenze delle imprese italiane. 177.000 le imprese venete che hanno chiuso i battenti dall'inizio della crisi, più di 80 al giorno. Il saldo con le nuove attività nate nel frattempo rimane fortemente negativo, 18.000 in meno, il tempo stringe. La febbre è altissima, non c'è un'impresa che oggi non stia pensando se c'è futuro o se invece abbiamo già giocato tutte le nostre carte. È assolutamente necessario da parte di chi ci governa che i tempi che servono per recuperare un po' di competitività non siano sempre rimandati al giorno dopo o addirittura ai mesi dopo. Alla manifestazione parteciperanno anche i sindaci di Dolo, Mirano, Salzano, Scorzè e Santa Maria di Sala. La nostra battaglia è quella degli imprenditori, è la stessa, chiosa il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Semplificazione, meno tasse, sostegno all'economia e in pratica un po' più di attenzione a quello che è il lavoro. Credo che le loro rivendicazioni non fanno altro che ripercorrere quelle che sono le nostre richieste da tanto tempo. Un maxi furto di biciclette e attrezzatura varia in una famosa azienda specializzata